Mare Amico ieri in quarta commissione a Palermo, finalmente si parla di erosione, il presidente l'onorevole Savarino si è focalizzato l'attenzione sul passato ma anche sul futuro, di certo c'è che sono stati persi 31 milioni di euro. Io ringrazio innanzitutto l'onorevole Savarino, Presidente della Quarta Commissione, che ha avuto la sensibilità politica di ascoltarci, ascoltare Mare Amico, ascoltare Mare Vivo, le uniche due associazioni presenti nel territorio che portano le istanze dei cittadini, ma anche i gestori dei chioschi di Eraclea che quest'anno rischiano di non aprire perché la spiaggia non esiste più. Si sta creando una situazione di grande allarme perché il mare ormai è arrivato alla riserva, al bosco, rovinando una bellezza naturale incredibile, ma anche condizionando le attività balneari che nella prossima estate certamente vorrebbero riprendere, che attraggono molto turismo ma che in queste condizioni hanno grandi difficoltà. Abbiamo documentato che circa 200 metri tra spiaggia e boschetto sono andati via, sono finiti per colpa dell'erosione. Abbiamo spiegato nel nostro lungo intervento cosa si intende per erosione, quali sono le cause, quali sono i rimedi, ma abbiamo ascoltato anche l'assessore al ramo, l'assessore all'ambiente, che ci ha detto delle cose interessanti, che il comune di Cattolica non ha presentato alcun progetto e quindi non può attingere ai 31 milioni di finanziamento che la comunità europea mette a disposizione della Sicilia per il fenomeno dell'erosione costiera. E questa è una cosa gravissima. L'assessore Cordaro lo ha ripetuto e ha preso un impegno, questa è la cosa più importante. Ha preso un impegno che entro 15 giorni ci darà e darà ai siciliani una risposta su cosa farà per il fenomeno erosivo di Eraclea, farà intervenire, già lo diciamo già da ora, farà intervenire la protezione civile, perché solo la protezione civile può nell'arco di pochi mesi risolvere o tentare di risolvere o attenuare il problema. Noi da qua ad un tempo massimo di 15 giorni in maniera definitiva comunicheremo a lei Presidente e per ragioni altrettanto istituzionali al Sindaco della città qual è l'intendimento che si può adottare e come intendiamo procedere. Se in via provvisoria, ma nello stesso tempo col progetto esecutivo del quale ho parlato precedentemente, oppure se, non potendo reperire fondi nell'immediatezza e per fortuna, tra virgolette, andando verso una stagione meno tempestosa, noi possiamo immediatamente procedere con la realizzazione del progetto esecutivo, dando un cronoprogramma e una tempistica per la realizzazione dell'opera definitiva.